Benvenuti, oggi è lunedì 13 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20. La luna si leva alle 10.18 e cala a mezzanotte 51. Oggi si venera Beata Vergine Maria di Fatima. Il 13 maggio 1917 tre piccoli pastorelli riferiscono di aver visto la Madonna a Fatima in Portogallo. Oggi 13 maggio celebriamo il World Cocktail Day, un evento che commemora la prima definizione ufficiale di cocktail, pubblicata nel 1806 dal tabloid di New York. Definito come un liquore stimolante composto da aromi di qualsiasi tipo, zucchero, acqua e amari, questa giornata celebra l'arte e la creatività della mixology. Cominciamo con un grande augurio di buon compleanno a Stevie Wonder, una leggenda vivente della musica, che oggi compie 74 anni. Considerato uno dei musicisti più innovativi del nostro tempo, Stevie ha trasformato il soul e l'R&B mescolando sapientemente pop, jazz, funk e reggae. Con 10 singoli al numero 1 della Billboard Hot 100 e 25 Grammy Awards nel suo palmarès, Stevie Wonder è un'icona che ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Passiamo al calcio con gli auguri a Romelu Lukaku, che oggi festeggia 31 anni. Dall'esordio a soli 16 anni con l'Anderlecht fino a diventare uno degli attaccanti più temuti nei campionati più competitivi d'Europa, la carriera di Lukaku è stata una vera montagna russa. Dopo periodi di alti e bassi tra Chelsea, Manchester United e Inter, oggi Lukaku continua a dimostrare il suo valore nella Roma, lasciandosi alle spalle un record come miglior marcatore nella selezione belga con 83 gol. E non dimentichiamo Robert Pattinson, che oggi compie 38 anni. Dalla magica apparizione come Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco al ruolo che lo ha catapultato tra le stelle, quello di Edward Cullen nella saga di Twilight. Pattinson ha continuato a evolversi come attore, con ruoli in film di grande rilievo come Tenet di Christopher Nolan e The Batman di Matt Reeves. Ha dimostrato di essere molto più di un idolo per adolescenti, consolidando la sua posizione come uno degli attori più dinamici del suo tempo. Il 13 maggio del lontano 1909 nasce una delle corse più leggendarie del ciclismo, il Giro d'Italia. Al via della sua prima edizione, 127 coraggiosi ciclisti si radunarono a Milano, in Viale Monza. Alle 2.53 di notte partirono da Piazzale Loreto per affrontare una titanica prima tappa fino a Bologna, coprendo 397 km. Dopo oltre 14 ore di fatica, il romano Dario Beni, in sella alla sua Bianchi, tagliò per primo il traguardo, vincendo in una volata emozionante. Avete mai sentito dire che un paio di birre prima di dormire aiutano a conciliare il sonno? Beh, sembra che la realtà sia un po' più complessa. Sì, è vero che dopo qualche bicchiere ci si addormenta più facilmente, ma attenzione agli effetti collaterali. Bere birra può effettivamente farvi russare di più e questo accade perché l'alcol agisce come vasodilatatore, rilassando i muscoli, inclusi quelli delle vie aeree che si restringono e riducono il flusso d'aria. Risultato? Respirazione più affannosa e purtroppo una qualità del sonno che lascia a desiderare. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi la luna che sta per uscire dal cancro lascia delle sorprese a tutti i 12. Vediamo di che si tratta. Ariete, la sorpresa che vi lascia è la passione, proprio perché in serata la luna sarà in ottimi rapporti con il vostro Marte e lo stimolerà con un inaspettato lunedì sera. Toro, assolutamente positiva la giornata che vi aiuta a sistemare delle faccende lavorative e organizzarvi bene per quello che riguarda il piano pratico e comunicativo. Anche in amore e in serata si ritrova il dialogo.
Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vi aiuterà a mettere a posto le cose in casa, nella vostra economia, le priorità, insomma, quello che avete proprio davanti agli occhi. Eppure porta una leggera poesia, un sentimento, proprio perché per adesso siete un po' più emotivi. Cancro, la luna oggi è nei vostri gradi, vi saluta per migrare il leone, eppure forma una quantità di aspetti incredibili che vi porteranno molta positività proprio perché rappresentano un'accensione un po' in tutto. Quindi sfruttate bene questi nuovi spunti e iniziate in delle aree o direzioni abbastanza diverse dal solito leone. Una luna molto emotiva oggi che vi fa riflettere e pensare a tutta una serie di dinamiche che sembrano un po' sfuggirvi di mano. Vi manca un po' di visione di insieme della cosa, quindi cercate di chiedere consigli e parere alle persone che avete intorno, anche al partner. Vergine, la luna amica di oggi vi aiuterà a sistemare una serie di faccende e di scadenze, eppure c'è molto da fare, anche se sembrate perplessi, vedrete che un buon gioco di squadra e degli amici vi aiuteranno moltissimo. Bilancia, la giornata di oggi prevede la fine dei dispetti della luna in cancro che in serata vi regalerà un inaspettato benessere, una prospettiva nuova e probabilmente anche una telefonata con una notizia felice che arriverà. Scorpione, giornata oggi con una luna ancora amica che vi permette di iniziare la settimana bene in maniera molto ben organizzata, tirando le somme su tutta una serie di faccende che hanno a che fare con l'economia e col lavoro. In amore ancora, una passione dentro di voi arde ancora. Sagittario, giornata oggi molto interessante perché prevede una dinamica planetaria che tocca un po' tutti i pianeti e probabilmente anche il vostro Giove ne beneficerà dato l'influsso lunare che tenderebbe moltissimo ad aggiustare qualcosa in famiglia o negli affetti di sempre. Qualche ex o qualcuno dal passato potrebbe bussare alla vostra porta. Capricorno, giornata molto complessa oggi proprio perché la Luna è in opposizione e dà la prospettiva a tutta una serie di pianeti di attivarsi in una maniera molto sinergica. Starete a guardare? Proprio no, anche se la prospettiva che avete davanti è molto complessa e avete bisogno di capirci di più. Datevi tempo. Acquario. La Luna oggi comincia ad opporsi al vostro Plutone, generando una serie di fastidi e di piccole tensioni, come se vi sentisse a disagio per qualcosa. Durerà poco, ma c'è questa sensazione un po' di smarrimento che non è da voi. Per quello che riguarda tutti gli aspetti che forma oggi la Luna, saranno sicuramente di ispirazione per una grande visione più fantasiosa e originale, come sempre, per quello che vi riguarda. Pesci. La giornata di oggi con una luna così amica e un Saturno così rassicurante servono a darvi la solidità e la stabilità sia in ambito lavorativo che in quello affettivo, quindi godetevi una giornata in cui il vostro peso, il vostro carisma sembrano far da padroni. Oggi è una giornata ottima per decidere. 13 maggio 1917. A Fatima, in Portogallo, 3 pastorelli raccontano la prima di 6 apparizioni della Vergine Maria. La Madonna parla con loro, esortando tutti alla preghiera e rivela, nel corso dei successivi incontri, i famosi 3 segreti. Di questi il terzo verrà reso pubblico nel 2000 da Giovanni Paolo II, ma rimane comunque avvolto da mistero ed innumerevoli interpretazioni. Cut the chase significa andare al sodo, cioè arrivare al punto essenziale di una questione senza perdere tempo in dettagli irrilevanti. Questo è un modo di dire inglese che ha la sua origine nel cinema americano degli anni 20-30, quando le scene di inseguimento erano molto popolari e spesso usate per concludere i film. La traduzione in italiano è andare al sodo. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi raccontiamo la storia travagliata di Chet Baker, icona del jazz. Nato in Oklahoma in una famiglia di musicisti, Chet ricevette la sua prima tromba a soli 11 anni, dando inizio a una carriera leggendaria.
Becker è noto per aver plasmato lo stile West Coast Jazz, ma la sua vita fu segnata anche da gravi problemi di droga e da incidenti personali, come la perdita dei denti in un misterioso incidente nel 1966 che quasi compromette la sua carriera. Nonostante il successo e l'amore per l'Italia e la lingua italiana, Becker fu espulso da più paesi per i suoi problemi legali. La sua vita si concluse tragicamente il 13 maggio 1988, quando cadde dalla finestra del suo hotel ad Amsterdam con tracce di cocaina ed eroina nel sangue. Quella notte il mondo del jazz si fermò in suo onore. Ci salutiamo con la frase del giorno: gli uomini sono quello che sono non per quello che dicono, ma per quello che fanno. E allora vuol dire che noi siamo l'almanacco, perché noi facciamo ogni giorno l'almanacco e quindi vi aspettiamo domani, indovinate con cosa? Con l'almanacco.